Allora, questa è l'ultima puntata di questo ciclo di Fede perché no. Una volta tanto siamo riusciti a iniziare esattamente con l'Avvento e possiamo concludiamo chiudere con l'Epifania. con l'Epifania, che anche l'Epifania è davvero alle porte. Quando io ero bambino si diceva l'Epifania tutte le feste le porta via. Poi c'è stato un momento in cui l'Epifania non veniva più considerata festa nazionale, insomma, e poi da credo una ventina d'anni è ritornata al suo posto. Facciamo così, non è che, allora, l'Epifania è vero, chiude il ciclo di festività, però desumo chiuda anche un ciclo e ne apra un altro. Se vogliamo, l'Epifania arriva alla fine di un periodo che si apre con l'Avvento e comprende il Natale, però apre, diciamo così, il resto dell'anno, o quantomeno... Sì, no, adesso hanno messo che chiude la domenica del battesimo di Gesù. Ah, è vero? Sì. Sì, però vero. Comunque l'Epifania è il centro un po' del mistero del Natale, cioè per chi è venuto Cristo, chi lo ha ascoltato. Poveri, i pastori, ma anche i saggi, quindi i saggi che hanno intuito nella presenza di Cristo una novità di vita, ante Christum natum et post Christum natum, direbbero poi dopo. No? Quindi lo spartiacque della storia, che voglia, piaccia o non piaccia, è proprio Gesù Cristo. Gesù Cristo ha portato una, diciamo, dimensione qualificante della religione, non quindi soltanto il legalismo, 10 comandamenti in modo pedissequo, ma i 10 comandamenti vanno letti alla luce delle beatitudini, delle 8 beatitudini. E il criterio fondamentale deve stare lì, in questo amore di Dio e amore del prossimo. Quindi l'Epifania è veramente un momento qualificante per l'anno liturgico. Poi per noi che col Concilio abbiamo iniziato il cammino ecumenico, il giorno 7 dopo l'Epifania, ecco coloro che seguono il calendario giuliano celebrano il Natale, come i serbi che sono a Trieste, i russi, eccetera. E quindi è un qualcosa che ci avvicina un po' a tutti i cristiani che hanno un altro percorso di tradizione. Per noi è una cosa importante l'Epifania, perché ci dà il senso della missione, cioè il Vangelo di Cristo non è riservato soltanto agli addetti ai lavori, ma è per tutti. Ai miei tempi, quando io ero ragazzo, si faceva la festa della Santa Infanzia, cioè si portava un piccolo moretto che con la testa faceva così quando mettevi dentro i soldini, ed erano i soldini per i ragazzi delle missioni lontani. A Trieste ricordo che si faceva invece la giornata per gli orfanatrofi, al mercato coperto, ricordo i Cavalier Marini ad esempio, e tutti coloro che lavoravano in mercato facevano qualcosa proprio per i poveri, per gli orfani, quindi una festa di grande cuore, di grande qualità, ma anche una festa che ci interpella. Tu sai portare, testimoniare la bellezza della tua fede? Ecco, i magi hanno studiato e si sono reso conto che lì, in questo luogo, sarebbe nato qualcuno di grande importante, ma non per il denaro, importante proprio per la realizzazione di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. L'Epifania è questo che ci ricorda, e in questo rapporto di fronte al solidale e di fronte allo spirituale, ecco, l'Epifania ci sta dentro. Allora, Dottore, noi chiudiamo questo ciclo, come detto in apertura di questa puntata. Penso che ci rivedremo tra un pochettino quando affronteremo Pasqua. Molto quindi come sempre Fede, perché no, a questa cadenza, no? Avvento e Quaresima, esatto, per dire la verità. Poi qualche altra festività. E qualche altra festività. Dottore, Monsignor Mannati, all'inizio e alla fine Monsignor Mannati. Monsignor Mannati, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a Tele4, un augurio a tutti gli ascoltatori. So che molti anche non della nostra regione
vengono a, Ci guardano, a guardare. ci vedono. Sì, sì, sì. E Allora queste grazie a nostre tutti per averci seguito Grazie a te, in caro. questo Grazie a ciclo. te. Arrivederci a tutti. Gloria, gloria,